Oggi siamo qua solo per fare capire che noi ancora non abbiamo dimenticato di Dauda, anche non possiamo dimenticare mai. Che fine ha fatto Dauda Dian? È trascorso un anno dalla scomparsa da Acate del 37enne ivoriano mediatore culturale. Un anno di silenzio attorno a un caso che col tempo ha assunto sempre più i contorni del mistero. Dauda è sparito nel nulla, nel piccolo paese del Ragusano nessuno l'ha più visto, come inghiottito. Per non fare calare il silenzio e chiedere verità e giustizia, ad Acate è stato organizzato dalla USB un sit-in sotto casa di Dauda, i muri tappezzati di manifesti con la sua foto. Le indagini sono ferme, coperte da un muro di omertà. Non ci sono colpevoli, mentre i suoi familiari continuano a chiedere di lui. La storia di Dauda è quella di tanti migranti, partito qualche anno fa dal suo paese sfidando il Mediterraneo con una imbarcazione poco sicura, era arrivato in Sicilia e aveva trovato occupazione come mediatore culturale. Aveva lasciato la sua famiglia in Costa d'Avorio e lavorava per realizzare il suo sogno, portare moglie e figli in Sicilia. Così aveva deciso di arrotondare, lavorando in nero come operaio in un'azienda di calcestruzzi, la SGV di Acate. Qui Dauda denuncia condizioni di lavoro proibitive proprio quel 2 luglio di un anno fa. Alle 14:30 invia 2 video a un suo connazionale nei quali parla per lo più in francese, come se ci tenesse a farsi capire da più persone possibile. Nel primo Dauda è dentro una betoniera con un martello pneumatico in mano, privo delle dovute protezioni. Nel secondo si sente la sua voce che dice: qui il lavoro è duro, qui si muore. Un'accusa chiara e forte, ed è anche l'ultima sua traccia. Un paio d'ore dopo il suo cellulare si spegne e poi il buio. Dauda nella sua stanza ha lasciato i documenti, i soldi e persino un biglietto aereo per la Costa d'Avorio, con volo prenotato il 22 luglio da Catania, un volo che Dauda non ha mai preso. Poco dopo quella data la procura di Ragusa apre contro ignoti un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. Passano mesi per spiegare la sparizione di Dauda, a più riprese si fa circolare l'ipotesi di una rissa per soldi o di una rapina. Poi l'indagine fa registrare le prime iscrizioni e si torna a battere la pista su cui in paese subito si è iniziato a mormorare e nel mirino finisce il legale rappresentante della SGV Calcestruzzo. Ma nulla più. Il mistero resta irrisolto. 365 giorni dopo tutto resta fermo, cristallizzato e risposte non ne sono ancora arrivate. Mondello ha una nuova attrazione turistica, è stata inaugurata infatti la ruota panoramica di 32 metri installata sul lungomare della borgata marinara palermitana. La struttura rappresenta il più grande impianto di questo tipo montato a Palermo e provincia. Spiaggia, mare, dall'alto, è uno spettacolo. La ruota permetterà di ammirare il golfo di Mondello dall'alto anche nelle ore serali, visto che sarà dotata di un sistema di illuminazione autonomo. Questa è una ruota che è stata fabbricata in Italia, a Bergantino, da un'azienda che si chiama Technical Park, leader italiana e fra le 5 aziende migliori in Europa per queste attrazioni. La decisione è stata presa in comune accordo con l'amministrazione. Questo è un posto magico, un posto bellissimo, dove anche per noi è un posto che c'è molto flusso, e quindi siamo contenti di essere qui a Mondello e ringraziamo l'amministrazione. Non sono però mancate le polemiche. Per molti la ruota di Mondello rappresenta un pezzo anni 80, assolutamente non idonea alla location. Un'associazione dal nome Salvare Mondello ha anche lanciato una raccolta firme per smontare l'attrazione. C'è però chi ha gradito il primo giro sulla ruota. Le novità sono sempre positive perché arricchiscono sempre il territorio di eventi. Io sono uno che organizza eventi, quindi capisco cosa significa, cosa è il lavoro che c'è dietro per organizzare una cosa del genere, e poi arricchisce la nostra località balneare, e poi chi sale su, insomma, gode del panorama fantastico del mare, gode della gente che si vede, che cammina, che gioisce. Dobbiamo sempre apprezzare qualsiasi evento innovativo nella nostra località balneare, che merita questo ed altro. Mondello deve vivere più allegramente le giornate, e penso che la ruota contribuisca a questo. Il comune ha concesso il suolo pubblico fino al 30 settembre alla società, che ha versato oltre 10.000 euro per l'occupazione della strada. Questo è il centro della Contesa, l'ormai famoso solarium elioterapico in ferro costruito sugli scogli dell'isola di Levanzo, nelle Egadi, in provincia di Trapani, che ha fatto scattare la protesta dei residenti che ne hanno chiesto la rimozione. Oggi la mobilitazione di massa con l'adesione di numerose associazioni regionali e locali. Sono state riscontrate contraddizioni e anomalie tra le diverse autorizzazioni e la realizzazione materiale dell'opera, avevano chiarito in una nota dal comune di Favignana. Il solarium è
ancora in piedi, nonostante la diffida della soprintendenza a smontarlo e alle tante contestazioni rilevate, e quanto si legge in una nota di Legambiente Sicilia. Una vicenda intricata che lo scorso maggio aveva visto il GIP del Tribunale di Trapani disporre la revoca del sequestro della struttura in corso di realizzazione e a disposizione di una struttura alberghiera, accogliendo l'opposizione proposta dall'avvocato dell'impresa di costruzione. Ma non ci stanno gli ambientalisti che oggi si sono ritrovati a Levanzo. Possiamo costruire tantissime strutture alberghiere, ma se uno non è in grado di poter fare il bagno a mare, questa è pura follia. Uno può fare tantissime migliaia di strutture alberghiere, ma si faranno sempre il bagno in piscina, perché questo sta succedendo. Un modello, una visione delle nostre coste, del nostro mare, dell'attenzione al nostro mare e alle coste diverso, e noi, come dire, non ci fermeremo qui, perché abbiamo bisogno che la questione del demanio marittimo, la questione dell'attenzione alle coste trovi una sua giusta definizione. Quella di Levanzo è solo la punta dell'iceberg di un problema coste molto più ampio. Una vicenda che, dicono da Legambiente, deve farci riflettere sulla grave situazione generale delle coste siciliane. Un atto ignobile ai danni dei più fragili, spazzato via però dal cuore e dalla solidarietà dei gelesi. Pochi giorni fa i responsabili dell'Essenziale, l'associazione che da molti anni si occupa di diversi cittadini con disabilità, hanno scoperto che alcuni ignoti si erano introdotti nel magazzino dell'associazione e avevano vandalizzato le sedie job con cui i volontari accompagnano al mare gli associati, asportandone le ruote. Un furto insensato che di fatto ha bloccato le attività dell'Essenziale, che come ogni estate si apprestava ad iniziare le attività in spiaggia con i tanti ragazzi con disabilità che grazie proprio alle job possono accedere in spiaggia e fare il bagno. Un furto di poche centinaia di euro, ma che crea un danno enorme all'associazione, come sottolinea il presidente Lino Cagnes. Hanno portato via le 4 ruote, magari non rendendosi conto del danno che stavano procurando, perché poi alla fine il valore commerciale di che è relativo, di che il discorso è che per noi sono essenziali, perché non avendo queste ruote non puoi utilizzare poi le job, che sono quelle carrozzine che ti permettono di poter accedere al mare. Dopo la pubblicazione del post di denuncia sulla pagina dell'associazione, però, si è attivata immediatamente una gara di solidarietà che nel giro di poche ore ha già portato i suoi frutti. Abbiamo ricevuto una donazione, un bonifico che va a coprire la spesa delle ruote, che si aggira intorno alle 600 euro. Ovviamente chi ha fatto il bonifico vuole l'anonimato e quindi non vuole nessuna forma così di pubblicità, e quindi diciamo che dove, come al solito, come si dice, Dio vede e provvede. Non solo le ruote però, da alcuni benefattori è arrivata anche una job nuova di zecca che già da questa settimana si aggiungerà alle altre. Spero solo che, e mi auguro, soprattutto così per una crescita sociale di quello che è la nostra realtà gelese, che coloro i quali responsabili di questa cosa si siano resi conto, e sono convinto che chi l'ha fatto non l'abbia fatto con cognizione di causa, si rendano conto, diciamo, di ciò, del danno che avrebbero potuto procurare, e se un domani vogliono magari si possono presentare alla struttura e eventualmente fare volontariato. Non ho nessuno scopo e sono felice. Ah no, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. Scopo e sono felice. Ah sì, scopo e fottete. E la stranezza di Roberto Andò con Ficarra e Picone ed uno straordinario Tony Servillo nei panni di Luigi Pirandello, il miglior film dell'anno 2023, nella serata conclusiva della 69esima edizione del Taormina Film Fest, premiato con i Nastri d'Argento, il più antico premio cinematografico italiano, assegnato dai giornalisti e presieduto da Laura Delli Colli. La stranezza, che è un film che ha unito commedia, cultura, intrattenimento, grande successo al cinema, insomma un grande rapporto col pubblico, però anche un grande rapporto con la Sicilia. Sul palco gli attori principali a ritirare il premio, ma anche le maestranze del dietro le quinte insieme al regista che davanti al riconoscimento lo ha dedicato alla scrittura. Sì, beh, la scrittura, perché è evidente che noi raccontiamo attraverso tutti i loro personaggi, ma l'incontro di Pirandello con un'idea, in un momento in cui ha questa idea travolgente che ancora non si è chiarito del tutto, incontra due persone che sono Salvo e Valentino, che in qualche modo collaborano a modo loro e gli forniscono una chiave.
Nel cast la bravissima Giulia Andò, figlia del regista nel ruolo di Santina, la sarta e costumista, sorella del gelosissimo Ficarra. È una donna che è disposta a rischiare tutto pur di ottenere quello che vuole. Tanta responsabilità a essere diretti dal proprio padre. Sì, è stato molto, ci siamo molto divertiti in realtà. Non riesci a scrivere la tua commedia. Tutta la pellicola ruota attorno alla figura di Luigi Pirandello, che cerca ispirazione e la troverà creando il testo dei 6 personaggi in cerca d'autore, magistralmente interpretato da Toni Servillo. Mi è capitato più di una volta di metterlo in scena per la passione che ci arriva dall'insieme della sua opera, non solo teatrale, narrativa. Le novelle di Pirandello sono tra le cose più belle della letteratura italiana. E con il regista Andò c'è particolare feeling, avete girato tanti film. Questo film che facciamo insieme, quindi sì, c'è un'affinità e anche un'amicizia molto forte. A fianco dei nastri d'argento 2 riconoscimenti importanti, quello per la performance dell'anno a Lucrezia Guidone per l'interpretazione in Mare Fuori e il premio Manfredi a Paola Minaccioni, consegnato da Roberta Manfredi, figlia del grande attore romano. Lei incarna il premio Nino Manfredi, lei è proprio la manifestazione vivente del premio Nino Manfredi, perché lei sa fare tutto, lei sa passare dai ruoli drammatici ai ruoli di commedia, lei ha un'anima, ha un'umanità che trasferisce, che la cosa sono 2 ingredienti imprescindibili se vuoi arrivare al pubblico. Mio padre aveva l'anima e aveva un'umanità che tutti riconoscevano. Tornano sul palco del Teatro Greco di Taormina Ficarra e Picone, che qui avevano ritirato il loro primo nastro d'argento nel 2017 con L'ora legale, premiato come migliore commedia dell'anno. Oggi il duo palermitano stringe tra le mani il secondo nastro, un altro riconoscimento che si aggiunge al lungo elenco di premi ricevuti nel corso di una carriera lunga 30 anni, quasi tutti fatturati, ha precisato Valentino al pubblico. La stranezza è il film dell'anno 2023 e loro interpretano 2 becchini ma anche attori dilettanti che stanno provando un nuovo spettacolo che poi ispirerà la fantasia di Luigi Pirandello, autore della tecnica del teatro nel teatro. Siamo contenti perché insomma i premi fanno sempre piacere. Uno ciascuno. Uno ciascuno, quello del loro... Questa volta hanno avuto il buon gusto di darcene uno ciascuno. Infatti. Non sono costretto a fottermi il suo. Ma questo premio arriva nei 30 anni della vostra carriera insieme. Com'è vivere insieme? All'inizio vivevamo veramente insieme, poi per fortuna adesso viviamo anche in case separatamente. E poi la gente che mi ferma dice: ma dov'è Ficarra? Ecco, non lo so sempre dov'è Ficarra. E credo che cerco di non farglielo sapere. Nella stranezza interpretano Bastiano e Nofrio alle prese con uno spettacolo teatrale e le 1000 difficoltà nell'organizzare la scena e istruire gli attori dilettanti osservati da un silenzioso spettatore che è Luigi Pirandello. Poi l'ambiguo finale a sorpresa. Bastiano e Nofrio esistono o no? Questa è una cosa che non ve lo possiamo dire, dovete rimanere col dubbio, in attesa della stranezza 2, poi c'è la stranezza contro il Corsaro Nero e la stranezza alla riscossa. Ficarra e Picone all'attivo 15 film, interpreti, registi e sceneggiatori, protagonisti di numerosi programmi televisivi, dal Seven Show che li lanciò come Chiamata Urbana Urgente fino a Zelig e Striscia la Notizia. Reduci dal successo della serie Incastrati, oggi sono impegnati su un nuovo set, al momento top secret, per una pellicola girata in buona parte a Catania dal titolo Santo Cielo e diretta da Francesco Amato. Poker di acquisti per la candidatura alla promozione. Il Palermo fa sul serio e dopo aver preso Lucioni per la difesa è pronto a calare un poker di acquisti. Ceccaroni per la retroguardia, Basic per il centrocampo, Roberto Insigne e Mancuso per l'attacco. Tutte e 4 le trattative sono ormai in fase di definizione. Manca davvero poco per l'ufficialità dei 4 colpi che daranno una nuova identità al Palermo. Per Insigne, calciatore del Frosinone e fratello di Lorenzo, è ormai questione di ore. Insigne ha detto sì a Rosé
rosanero c'è da trovare l'accordo con il club Ciociario, che per il cartellino dell'attaccante chiede circa €1 milione. L'affare comunque si farà. In difesa ormai è solo questione di tempo, ma con l'arrivo di Pietro Ceccaroni del Venezia il capitolo centrali è chiuso. Anche Aliosa Valis, con tutta probabilità, verrà ufficializzato prestissimo, precisamente la prossima settimana, grazie a una cifra di poco superiore ai €2 milioni. Basic interessava a diversi club di B e anche al Sassuolo, ma alla fine l'ha spuntata il Palermo. Infine trattativa ben avviata per Leonardo Mancuso, che potrebbe rivestire il ruolo di vice Brunori. Mancuso, di proprietà del Monza, sarebbe entusiasta di vestire i rosanero. Sul fronte cessioni ci sono vari calciatori che non rientrano nel progetto e che lasceranno il club: Damiani, Broa, Cardi, Crivello, tutti giocatori che probabilmente non partiranno nemmeno per il ritiro.